Gianluca Posocco, possiamo dire, è lei ufficialmente il candidato sindaco di Vittorio Veneto per la nuova formazione da Re Forza Italia. Sì, esatto. Stamattina abbiamo fatto l'ultimo incontro ed è stato deciso questo, insieme a un'altra civica al momento, quindi una bella squadra con persone competenti che molto propositive, con programmi rivolti al futuro della città. La conferma arriva poco prima delle 17 dal diretto interessato. È Gianluca Posocco, il candidato sindaco della nuova formazione ispirata da Gian Antonio D'Arè, anima storica della Lega Trevigiana, espulso dal partito salviniano poche settimane fa. La presentazione ufficiale sarà venerdì mattina, ma già ci sono dei dettagli. Le liste a supporto di Posocco saranno 3. Una promanazione di D'Arè stesso, che sarà capolista, la seconda civica e la terza con il simbolo di Forza Italia. Lo strappo nel centrodestra è così compiuto, con Fratelli d'Italia e Lega Ufficiale che si sono ricompattati quasi di rimbalzo, ed è sul legame privilegiato D'Arè-Tosi che Giuseppe Paolin, leghista ad hoc e già deputato, sparge veleno, leggendo nel corso di Ring un'intervista non proprio lusinghiera nei confronti di Tosi, rilasciata dal politico vittoriese nel gennaio 2018. Tosi è l'emblema dell'incoerenza assoluta e lavora solo per sé. Ha iniziato nel MSI, è passato alla Lega e ha guidato il partito fino al 2015 cercando di eliminare Luca Zaia. Poi ne è uscito, ha fondato una lista col suo nome e nel giugno 2017 ha sfidato la coalizione di centrodestra nella corsa a sindaco di Verona con Patrizia Bisinella. 6 mesi ha votato, gli manca solo Rifondazione Comunista. Ma Paolin guarda anche in casa sua, in casa Lega, dove non mancano attriti sulle candidature per l'Europa. A Treviso sono 2 i nomi in rampa di lancio, uno in particolare lascia perplesso lo stesso ex deputato. Ho sentito che c'è Federico Caner, gli dirò comunque che sul simbolo per le europee c'è ancora il nome Salvini, cioè lui che si era lamentato, quindi lo trovo anche un po'... cioè che si candidi per le europee dopo aver criticato largamente il segretario, però vabbè, ognuno... E poi chi altri? Ma sento anche l'assessore Manera, l'assessore di Treviso Alessandro Manera, giovani in gamba, ad esempio per quello che riguarda Manera, incarna un po' tutti quei giovani che la Lega negli anni ha lanciato.